Direttore Canero, oggi Scoop qui a Treviso, che gusto ha questo territorio? Beh, è un territorio che ha tanto da dire, tanto da mostrare, un territorio che ha grandi quantità ma soprattutto grande qualità nelle proprie produzioni agricole. Il sistema cooperativistico diventa fondamentale per reggere una competizione che ormai è internazionale, anche se abbiamo delle luci ed ombre. Penso al fatto che il settore lattiero-caseario e vitivinicolo nel sistema cooperativistico funziona molto bene, mentre abbiamo delle situazioni di difficoltà legate all'ortofrutta. Ecco, qui purtroppo le cooperative venete stanno sparendo, a differenza magari di altre cooperative di regioni limitrofi che funzionano anche nel sistema dell'ortofrutta. Ecco che noi come Veneto Agricoltura possiamo venire incontro a questo sistema grazie al trasferimento delle conoscenze, alla ricerca applicata, a far sì che questo settore stia insieme a livello anche mutualistico, come si è detto, e non solo per l'aspetto economico ma anche per l'aspetto sociale.